Oggi nasce Fondazione Collabora, un soggetto che vuole mettere a fattor comune tutte le iniziative solidali, sociali, culturali, sportive delle 4 province che afferiscono a Confindustria Veneto Est, Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, con un particolare attenzione al mondo delle persone, al mondo dell'integrazione delle persone, dei più deboli, delle donne, dei ragazzi e delle persone che stanno arrivando in Italia da tanti luoghi del mondo, e quindi cercare di integrare queste persone prima di tutto a livello sociale e poi all'interno del mondo del lavoro. Si parla molto di sostenibilità, tanto stiamo facendo nelle nostre aziende. Penso che questo sia un dovere della nostra associazione, mettere a fattor comune questa volontà, questa voglia di inserire le persone e dare una mano a queste persone ad inserirsi nel mondo del lavoro. Partiamo oggi con l'avvio operativo della Fondazione Collabora. Come dicevo in conferenza stampa, si tratta di un nuovo soggetto snello, efficiente, che dopo una lunga esperienza maturata sui territori con numerose iniziative di sostegno sociale e economico al territorio, abbiamo ritenuto di canalizzare all'interno di un nuovo contenitore. La Fondazione avrà proprio il compito di selezionare i progetti, di parteciparvi sostenendoli economicamente, ma non solo, perché sia la governance che la struttura operativa dell'associazione saranno tutti intensamente dedicati all'interno della Fondazione per seguire, ripeto, non solo economicamente, ma con un sostegno pratico e operativo le diverse iniziative. Partiamo già non solo con un contenitore, ma con dei contenuti, ovvero con progetti. Un primo progetto riguarderà proprio una partnership con Comunità di Sant'Egidio, che, come sappiamo, ha una lunghissima esperienza di gestione di situazioni di disagio sociale e in particolare ha maturato una notevole esperienza nella gestione dei flussi migratori provenienti, diciamo, riconducibili a corridoi umanitari. Noi riteniamo che questi percorsi sociali e umani possano anche essere, diciamo, integrati nell'ambito delle politiche di un'associazione come la nostra, che mirano ad aiutare le persone, a farle, diciamo, integrare bene nei nostri territori e possibilmente anche a farle lavorare nelle nostre aziende. Questi sono i nostri progetti, partiamo concretamente e ripeto, saremo tutti dedicati a non disperdere energie e risorse, ma anzi concentrarle bene in questo nuovo contenitore. Inizia oggi la collaborazione tra Confindustria Veneto Est e Comunità di Sant'Egidio nella logica di una corresponsabilità di fronte alle sfide del nostro tempo. Prima tra esse vi è la grande sfida di sostenere le imprese con i lavoratori e quindi di portare avanti l'economia italiana, ma al contempo anche di dare una risposta alla domanda migratoria e alle persone che vengono in Italia per trovare un futuro da paesi in guerra o da paesi con poche chance economiche. Il match tra l'offerta e il bisogno, quindi tra l'offerta degli imprenditori e il bisogno di persone che cercano lavoro, verrà fatto in una cabina di regia che andremo a costruire nei prossimi giorni. L'idea è quella di coinvolgere persone che provengono dai corridoi umanitari, ma anche persone che sono nel nostro territorio e hanno bisogno lavorativo, come donne, per esempio disoccupati, giovani disoccupati, ma anche famiglie di immigrati che sono qui da parecchio tempo e che possono quindi mettersi a disposizione anche per questi nuovi percorsi di lavoro.